Allora, partiamo un po', siamo arrivati un po' verso la conclusione, però è interessantissima l'esperienza che le ci vuole raccontare della Riviera del Brenta, insomma, che cosa è successo? Sì, diciamo che Testimonianza, insomma, di vita vissuta. nell'immagine collettiva la Riviera del Brenta è conosciuta per la banda Maniero, mentre sappiamo che la Riviera del Brenta invece è un'altra cosa, è una zona dove si produce, dove le più grandi griffe del mondo sono presenti lì, dove una riconversione industriale ha consentito l'attenuazione del fenomeno di disoccupazione di Porto Marghera, quindi ci sono dei laboratori e degli artigiani bravissimi che oggi sono un punto di forza dell'economia, diciamo, anche della nostra regione. Quindi la Riviera del Brenta è qualcos'altro, oltre ad esserci la presenza delle ville e quindi no, del turismo, eccetera. Però, stranamente, il marchio è Banda Maniero, quindi è passato questo messaggio. Io l'ho vissuto fino in fondo. Ero sindaco assieme ad altri colleghi e proprio nel periodo in cui è caduto Maniero e dopo una serie di omicidi, 18 per la precisione, omicidi avvenuti tutti nel nostro territorio, in cui noi scoprivamo dai giornali che succedeva questo e collegavamo che il sistema era un sistema non casuale, perché trovare uno morto incaprettato è una cosa un po' strana per noi, insomma. Però dopo la fine è emerso questa questione. Ecco, voglio dirvelo, nel senso che in quel periodo lì sottovalutammo in effetti quello che stava succedendo, perché non eravamo preparati a quello che effettivamente la nostra zona, ma altre zone come la nostra, stava subendo. In effetti la pressione c'era come c'è adesso. E noi l'abbiamo, per così dire, non solo sottovalutata, ma anche subita. Ci sono stati atti di intimidazione fortissimi con attentati ai sindaci. Il sindaco di Mira, uscendo da una riunione, a 20 metri dalla sua macchina, si è visto saltare in macchina in aria. Il vice sindaco di Campolongo, rientrando di sera, l'hanno bloccato prima dal ponte del Brenta e hanno detto: beh, adesso ti buttiamo le macchine e poi ti buttiamo te. Quindi questi erano a livello di intimizzazione. A me hanno aspettato a casa di notte alle 2, dentro in casa. Mi hanno picchiato, mandato all'ospedale. Questo è un messaggio che si lascia in casa, quindi Con la è un sua messaggio famiglia. che è dirompente, perché in casa ci sono i figli, la moglie, quindi no? Per dirti che veniamo quando vogliamo e quindi ecco, Ma lei cosa ha fatto? Si è tirato questo è quello indietro? che in quel periodo ci lasciarono i mafiosi che erano qui. Ed oggi si è attenuata, perché quello era il periodo anche che la mafia aveva dichiarato, per così dire, guerra, no? C'erano gli attentati, eccetera, eccetera. Adesso c'è una strategia molto più raffinata, quindi non c'è lo scontro fisico, per così dire. Però ecco, per dire che siamo a questi livelli. Il maxi processo che poi noi abbiamo, anziché dimetterci, perché Vi siete potevamo costituiti farlo, c'erano parte tutte le civile? condizioni, abbiamo rilanciato, siamo costituiti di parte civile assieme alla provincia e è stato il primo processo di mafia fatto nella nostra provincia, su cui si è applicata anche la legge 109 sulla confisca dei beni. È stato un processo guida, per così dire, perché parlavamo prima del danno sociale di Maniero e ci è stato riconosciuto per la prima volta in Italia un danno sociale, non solo di immagine per quello che la Riviera ha subito nell'immagine collettiva, ma anche rispetto ai cittadini, che poi alla fine poco perché dal punto di vista economico Però sì, a è livello stato simbolico è irrisorio, però è importante. stato significativo per il resto dei comuni che Certo. poi hanno seguito queste strade. Abbiamo pochi minuti.
Sostanzialmente, in base a quello che ancora lei fa, margini maggiori, perché anche lavorare culturalmente. Ci sono nelle nuove generazioni, lei rappresenta un giovane sindaco, ci sono molti invece di generazioni diverse che possono interagire. Fino a che punto si può sradicare questo sistema, o la crisi mette in crisi tutto e quindi fa attecchire maggiormente queste mafie che sono veramente troppo diffuse? Ma uno dei pochi effetti positivi che ha la crisi è che, diciamo, induce le persone a farsi delle domande che fino a quando tutto andava bene non ci si poneva, e quindi magari su molte persone c'è una sensibilità maggiore adesso, ma ci sono anche dei bei segni. Io sto pensando a tutto quel mondo dell'associazionismo che è giovanile, ma non solo, per cui giovani e meno giovani vengono indotti o invitati a vivere delle esperienze che li mettono a contatto con realtà di questo tipo, o comunque inducono una riflessione. Sto pensando a Libera, che abbiamo già citato, e sono migliaia e migliaia di persone in tutta Italia. Sto pensando a realtà come Beati Costruttori di Pace. Qui a Padova c'è Don Albino Bizzotto, che spesso punta il dito su talune situazioni che meritano di essere affrontate. Sto pensando alla GESCI con i campi che organizza durante l'estate anche nei paesi del sud, per conoscere, diciamo, quelli che sono gli eroi e in alcuni casi i martiri della mafia. Sto pensando a realtà come anche Legambiente, che in qualche modo proprio di recente ha redatto un dossier per quanto riguarda i rifiuti, mettendo in luce quelli che sono i problemi riscontrati nell'ultimo anno. Quindi tante persone si stanno avvicinando più o meno convintamente, però un po' alla volta la coscienza aumenta a conoscere questi fenomeni, e questo dà speranza, perché se persone che hanno vissuto una dimensione sociale di questo tipo nella gratuità e poi decidono magari di dedicare una parte del proprio tempo anche a un'esperienza di tipo amministrativo e politico, io credo che questo contribuirà anche a migliorare la politica, a migliorare le amministrazioni e quindi anche il sentire comune. Proprio in due parole, perché il tempo vola, lei prima ci ha dato delle indicazioni di cose che devono far allarmare il cittadino, tipo l'attività commerciale che è sempre vuota però esiste lì. Quali altri elementi possono essere di attenzione, di allerta, da non sottovalutare? Beh, aggiungo una cosa che però potrebbe mettere in imbarazzo molti. Non si tratta solo di cogliere i segnali che vengono dagli altri, si tratta anche di dare noi stessi dei segnali. Ad esempio, l'evasione fiscale, pagare il biglietto dell'autobus. Questo qui non spetta agli altri, questo spetta a ciascuno di noi. E quindi nel momento in cui c'è una consapevolezza di un comportamento che, insomma, non bisognerebbe neanche dire virtuoso, perché lo chiede la legge, quindi un comportamento legale aiuta a diffondere la legalità. E la paura diffusa però che si sta propagando per una serie di fenomeni, si dice di microcriminalità, però diventano sempre più frequenti e spaventano le persone anche verso la grande criminalità. Può essere un deterrente? Sì, però la paura spesso c'è perché c'è ignoranza. Per cui secondo me l'invito da fare è proprio quello di approfondire un po' questi argomenti, parlarne con altri, partecipare anche a incontri che insomma sono anche diffusi nelle città di tutte le dimensioni. Per esempio a San Donà c'è un presidio di Libera molto attivo che ogni 15 giorni offre delle occasioni di riflessione. E quindi informarsi. E quindi informarsi. Sicuramente. Allora siamo arrivati al termine. Dovete fare una battuta, ma siamo in chiusura. Sì, no, sulla questione della microcriminalità dobbiamo un po' stare attenti, perché quella che oggi è presente è controllata sempre dagli altri. Quindi, certo, no, ma infatti ma è ovvio che sia così, non è casuale, autonomia. Cioè. Diciamo che la nostra microcriminalità ha fatto il salto, quindi adesso stanno sfruttando questi. Certo. Allora, cercheremo di avervi ancora ospite per fare un approfondimento, come abbiamo detto, su argomenti che sono estremamente importanti, proprio per fare una cultura della legalità, per dare strumenti di conoscenza maggiori, in modo che non ci sia l'ignoranza che può dar adito a penetrazioni di vario genere, che abbiamo visto che sono estremamente pericolose e corrodono un territorio che un tempo, ormai non lo più, era anche integro. Allora, grazie ai nostri ospiti, grazie a voi di averci seguito, appuntamento naturalmente a domani. Grazie.